Senza la giuria che si è dimessa, senza la sua compianta curatrice Koyo Kuo, prematuramente scomparsa un anno fa, ma con tutto il team curatoriale che ha raccolto il testimone del suo lavoro e con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, rimasto in silenzio con i giornalisti, che parlerà solo nelle prossime ore in conferenza stampa. Si è aperta così, ai giardini, davanti al padiglione centrale, la 61esima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in Minor Keys, in chiave minore, questo è il titolo. Ecco intanto il padiglione della Russia aperto, che ha scatenato la tempesta. Nelle prossime ore sono annunciate anche altre proteste davanti al padiglione di Israele, che è stato trasferito dai giardini all'Arsenale, una mobilitazione per dire stop alla guerra a Gaza. 3.000 gli invitati alla mostra in questi giorni di preapertura. And so the minor keys are also the small Il significato letterale di minor keys è tonalità minori, quindi il primo significato ha a che fare con la musica e sta di ascoltare le tonalità minori della musica, mentre il secondo è che è legato, cioè minor key come piccola isola. Incredibly meaningful for all of us. Il fatto di essere stati selezionati da Koyo è un grande onore per tutto il team, anche perché hanno lavorato a stretto contatto con Koyo da molto tempo, quindi c'è una relazione molto stretta e è anche una questione che hanno molto rispetto della selezione che ha fatto e sono molto onorati. Note persistenti è invece il tema e il titolo del padiglione Venezia. È un progetto che il Padiglione Venezia porta come omaggio vero e proprio alla nostra città, facendone ascoltare delle risonanze diverse, cercando di farlo sentire da altri punti di vista. Venezia, anche quando parla di se stessa, non si guarda l'ombelico, perché Venezia è l'ombelico del mondo e adesso lo vediamo in questi giorni, dove è veramente il palco del mondo, nel bene e nel male, anche con le polemiche.